Lui è Paolino, e sai perché piange? Perché crede che il suo futuro sarà una merda. Ma Paolino è troppo piccolo per sapere che là fuori ogni giorno ci sono persone attente all'ambiente, il cui lavoro è indispensabile per vivere nelle città pulite e ordinate che conosciamo, portando quello che viene buttato qui, da qui, a qui. È anche grazie a loro che la raccolta differenziata avviene senza alcun problema. Ormai sono passati anni luce da quando i rifiuti avevano una sola vita. Tutte queste schifezze oggi si trasformano in tutt'altro. Plastica, carta, vetro non sono più monouso. C'è un sistema che permette di usarle e riusarle tante volte. Quella che qualcuno chiama spazzatura è in realtà solo all'inizio della sua vita. Prima di tutto viene raccolta qui, e da qui questo e questo si trasformano in cose che Paolino userà 1, 10, 100.000 volte nella sua vita. Ormai non c'è più nessuno che non sa come si riciclano e si differenziano i rifiuti. Sono anni che nessuno sbaglia un colpo. Tipo che questo va qui, quest'altro va qui, e questo... no, i pannolini vanno nel secco. È nelle scuole che si imparano tutte queste cose. Progetti e campagne per l'ambiente sono all'ordine del giorno. Lo sanno anche i bambini ormai. Eh sì, sarà proprio impossibile per Paolino non far del bene al pianeta. Le vedi tutte queste persone? Saranno loro a salvare il suo futuro. Ma non solo. Agno Chiampo si prende cura dell'ambiente, proprio come te, no?